Su così Zusaki da Chin tratta esaminare la riforma della sanità, un provvedimento che fiu da esa presidente della regione Alessandra Todde, che è spesante con tierras e dibattitos che in sas opposizioni in intro desa maggioranza. Intre accordo fattos e parrer non compartioso, su testo de su disegno de legge 40 s'aggiunta l'ata approvata in agosto e sa commissione competente in sasettia de su trechi de vrevario. Si seperu de non pedire su parre de su cussizzu de sas autonomia locale a pesao polemica armescamente che in sa minoranza. Un passaggio che non fitti necessario e manco obricao, ma che a sa vigilia de sas elezioni de sos componente novor de su calbo catapizzu una cannidura sempre sprusa aperta entre regione e comune sardoso. E si sa maggioranza è scontenta de sos risultato de sas audiziones e che in sas partes sociales e istituzionales de opposizione nana che su campo largo a pustir de che meses a approvare in commissione pezzi uno decretulegge che cherete mudare sa dirigenza in sanidade. Sa spartimentas intre sas partes politicas, ma peri che in sos comunes de Sisula sun creschi armescamente a pustir de deciso di approvare impresse sa riforma, ponendo a banda sa manovra finanziaria, che si tottanda bene l'hanno approvare a fine marzo. In sa settia de martis, chi veniti di fatti si hanno approvare sa proroga des esercizio provvisorio donato un mese su e 3 desorbatos permittioso. Sa manovra finanziaria dunque sa entrare in aula una volta accabada sa discussione desa riforma funzionale desa sanidade. Una volta arribau su parre positivo de su collegio de so revisore de so scontoso, sa manovra t'addeppe scominciare sitter in sa commissione bilancio pro accabare in aula. Intre sos interventos chi plus si settana da esa manovra de che miliardoso, s'affortiamento de sas politicas sanitarias e sociales, s'istruzione, sos trasportoso, s'azzudu a sar fascas pro debile de sa popolazione. Un addobbio prova a vedere desa sicagna e desa alluviones, ma plus in generale desa gestione desa rischio climatico in Sardegna. Questo sistema s'affrontau oggi in su convegno fatto in sa manifattura de Castello in ambito de su programma transfrontaliero desinterreg Italia-Francia marittimo 2021-2027. Una vaina che punna a fortiare esattino de sos territorios e de sas comunidades sardas a sos periculos de sos mudamentos climaticos. In prusana va vedau de strategias e praticas profettosas pro parare fronte a sos desafios che imponen esos mudamentos climaticos, che in esempio de soluzioni hanno ad ora già praticadas a livello internazionale. Su confronto de oggi abboccau a pizzo su bisogno di un impegno compartido intre istituziones, chirca e comunidades locales pro rendere sos territorios più fortes in caso de emergenzias ambientales. Come che si studio de fattibilidade, costos e profettor de RFI pro sa tratta ferroviaria Nugora Basanta, saccatat in su presa mesa di su ministru Salvini da Iannario, sos soggettos interessados e sas istituzioni si settano un impegno concreto desistadu prova che arrivare a Nugoro, su unico capoluogo in Italia che non è Fruniu, sa ferrovia a scartamento ordinario. Un'infrastruttura che rappresenta un servizio necessario e pro la va che arrivare su ministru Salvini da agosto 2023 a istituì una mesa permanente in sa prefettura de Nugoro chittando vissuta sa guia de su prefetto Giancarlo Dionisi. A posti di un anno e mezzo de traballo, sa prefetta de Nugoro in garriga Alessandra Nigro data ischirete punto essa chistione. Eri su deputato del Movimento 5 Stelle Emiliano Venu, che una paia di fa che ha presentato un'interrogazione parlamentare in merito, ha fatto un addobbio che in su Ministero desos Trasportoso, che ha dato una barbonasa, sottolineando che sa pratiche sta andando da innanti e su governo a sa volontà di disimpinare a far entrare Nugoro a sa rete ferroviaria de Sardegna. Un passaggio necessario vinza sposa prefetta Nigro prosa crescita socio-economica del suo territorio. Sul metalmeccanico de Totus Italia oggi hanno scioperato pedendo a bocca manna sul rinnovo del suo contratto nazionale e scadio in lampadar dell'anno passato. Da 8 mesi sono isettando risposte concrete. Sa protesta la navatta intendere in Sardegna puru, ube sono pur desemizza so straballadore del suo settore. Un upore de manifestante sono valaus in pratta sutta sa sede del Confindustria in Castello, denunziando che Vedermeccanica e Assistal non sono disponibili a accogliere sa richiesta de traballadore
balladores e sindacaoso. Salario plus alto, plus paca precariedade, plus sicurezza in su traballo, sa possibilità di conciliare menzur vita privata e traballo. Preso sindacaoso, su chi propone nesorduosa assozio de Confindustria non si può accettare, che non considera una difficoltà del fittianas affrontata da esos traballadores, chi viene su podere de compora sempre sprusa resesti che sproneche de su costu sempre sprusartu de sa vida. Costu manzano una delegazione sindacale attaddobbia a dirigenza de Confindustria, sottolineando la necessità di un accordo a tutela desor diritto de esos traballadores. A postisi s'addobbio che in assessore regionale a Industria Cani, pro apprettare un mudamento de strategia in sas politicas industriali regionales. Sa Torres, a postir de sa partia vinta in su campo difficile di Arezzo, se sta maniando a ospitare domenica sa strade portaedì in su Vannisanna su Pontedera. Son rivales che hanno perduto in su Carpi hanno arrivare a Tattari prosi riscattare. Si squadra de Leonardo Menichini e 11 in classifica in 33 puntos, a dispetto de quest'ultima Vaddina ha mostrato di essere scapassa de dare il fado a Sarmannas e arrivare a si salvare impresse. S'allenatore Tattaresu a postir de decche risultados profettosos in fila pare pro custa partita pode scontare supra tottus os giocadores a disponimento franco su capitano Gigi Scotto che ha testentare a tornare in campo. A ponere in pistichinzu pompiande a simpin inveniente che in Saternana essa situazione desor diffidaoso. In a risco due difensores importantes Mercadante e Antonelli in più de su centrocampista Ghiebre e s'attaccante Zamparo.